Ancora una volta sono state assegnate le indennità di risultato a dirigenti e segretario del comune di Favara. Sì, sono stati in grado, nell'anno 2012 per i dirigenti e nel 2013 per il segretario, di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione comunale e per questo il sindaco li ha voluti premiare. Ma la domanda adesso sorge spontanea: che obiettivi ha questa amministrazione? Si assegnano indennità di risultato mentre la città si trova nel degrado più assoluto. A giudicare dalle due determine dello scorso 23 luglio emesse dal sindaco di Favara, si potrebbe pensare che i problemi della città abbiano avuto inizio solo a partire dal 1 gennaio 2013 e che sino ad allora il lavoro svolto dai dirigenti sia stato soddisfacente. Riconoscimento economico che l'ex insegnante in pensione ha concesso anche quest'anno al segretario generale del comune. In questo caso, come detto, l'anno di riferimento è il 2013. Ricordiamo che il segretario generale Amorosia, in virtù di un accordo stipulato tra i comuni di Favara e Siculiana, svolge le sue funzioni in entrambi gli enti che sono compartecipi nel pagamento della sua retribuzione. Tra le premesse che hanno indotto il primo cittadino ad assegnare l'indennità di risultato al segretario, anche la partecipazione del primo dirigente comunale alle sedute del Consiglio comunale. Partecipazione che non sempre si è rivelata assidua. Le sedute del 22 gennaio 2013 e ancora prima quella del 27 dicembre 2012, per esempio, sono state rinviate a causa della sua assenza. Per il sindaco, quindi, tutti i suoi stretti collaboratori hanno lavorato bene, anche se ha voluto fare delle distinzioni, poiché c'è chi si è speso evidentemente più degli altri. È il caso della dirigente alle finanze, a cui è stato assegnato un premio pari al 25% della sua retribuzione annua. È recente il rilievo mosso dalla Corte dei Conti proprio sul bilancio 2012 del comune di Favara. Un ente che ha circa 3 milioni di euro di debiti e che adesso, per non incorrere nel temuto dissesto finanziario, deve necessariamente alzare ancora il tiro sulle tasse, aumentando le già salate tariffe e tagliando tutti i servizi ritenuti non obbligatori. Nelle determine del sindaco non sono riportati gli importi assegnati ai meritevoli dipendenti. Chissà se queste somme elargite a dirigenti e segretario sono spettanti di diritto oppure gestibili anche e soprattutto per fini sociali. Ma che dire, quando un dipendente è bravo è giusto premiarlo.